visto che si parla di bambini e di ragazzi, perché non realizzare qualcosa che parla proprio dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti, che sono, come dire, i portatori, i testimoni principali di quel messaggio d'amore, perché insomma i bambini sono la purezza, l'innocenza, come dire, pura e semplice, quindi sono portatori di un messaggio d'amore senza corruzione, senza inquinamenti, danno solo per dare, senza chiedere. Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi ho invitato Salvatore. Ciao Salvatore! Buongiorno Adele, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. È sempre bello vederti. Guarda, non me lo dire perché devi pensare che questo canale è un po' anche casa tua. Ti ho già intervistato per 2 tuoi libri bellissimi e oggi ti ho invitato per parlare di questo meraviglioso progetto nel quale siamo coinvolti anche noi in prima persona come attivisti della Libera Università, per cui ho detto, ma parliamone un po', facciamo un po' sapere cosa facciamo dietro le quinte, Salvatore. Ecco, certo. Allora, il tema della puntata di oggi sono i bambini e ci sono tanti modi di occuparsi dei bambini. Può essere quello, per esempio, di denunciare tutto il male che viene fatto ai bambini nella nostra epoca, e devo dire che anche qui Salvatore è stato un po' un veggente, non so come dire, cioè ha trattato quello che viene adesso esposto nei file di Epstein in un libro di un paio d'anni fa, se non sbaglio, sì, in cui ha parlato di questo tema a livello di poteri italiani. Quindi anche qui, voglio dire, perché ancora non si sa, ma sicuramente l'Italia è iper coinvolta in questi scandali, e tu hai fatto questo meraviglioso libro che si chiama Io sono Lisa, in cui facciano vedere, Salvatore. Parlane, dici qualcosa di questo libro. Guarda, Io sono Lisa e appunto la tematica del romanzo è quella dell'abuso sessuale e dello sfruttamento dei bambini per vari scopi, non ultimo quello di ricavare attraverso torture, perché di questo si tratta, il famoso adrenocromo che nessuno ne parla, ma che in realtà pare che abbia delle proprietà, insomma, di ringiovanimento, quindi le elite lo utilizzano per appunto ricavare energia, soprattutto energia che deriva da quelle che sono proprio le caratteristiche dei bambini, che sono l'energia pura, no? L'energia vitale. L'energia vitale. Infatti. E quindi attraverso di essi sopravvivere alla loro vecchiaia. Ecco, mamma mia, va bene. E detto questo, tra l'altro, sì, libro meraviglioso che io ricordo, ho letto in una giornata, cioè quando ho aperto questo libro non sono riuscita più a finirlo finché non, cioè a chiuderlo finché non l'ho finito. Pensa che c'è veramente un libro cinematografico in cui ho visto le scene, cioè anche un libro d'azione, potremmo dire, no? Non a caso Lisa è una detective, un'ex poliziotta detective, quindi un vero e proprio film d'azione che secondo me per il cinema sarebbe adattissimo. Detto questo, dopo questo libro ti sei dedicato ad altre opere, tra l'altro ricordiamolo, tu sei anche un commediografo, quindi sei attivo nel teatro, insomma sei un poeta, insomma fai anche libri di poesie, cioè ti dedichi a tanti aspetti della cultura. Un giorno mi hai chiamato e mi hai detto: Adele, ti posso parlare di un libro di fiabe che ho scritto e che vorrei dedicare ad un progetto? Racconta un po' tu che cosa è successo. Guarda, è successo che già da diverso tempo sono in contatto con un amico, Carlo Benincasa, per
peraltro anche lui residente qui a Cerveteri, però che da anni, da circa 8 anni, 9 anni, si trova in missione in Mozambico, quindi in Africa, a Mozambico, per rispondere e soddisfare una chiamata, come lui la definisce, no? Io ho visto l'intervista che tu hai fatto con lui, molto commovente, le parole di Carlo. E quindi attraverso appunto quel poco, tanto che sia, di contributi che sono riuscito a recuperare attraverso la vendita dei libri, mano a mano nel tempo ho cominciato a dire a Carlo: guarda, allora ogni volta che riesco a recuperare dei fondi, poco tanto che sia, però mi piacerebbe insomma supportarti sotto questo aspetto e quindi dare insieme ad altri, chiaramente non sono il solo, insieme ad altri la possibilità di realizzare quei progetti umanitari, profondamente umanitari, che vanno a favore di bambini e ragazzi sbandati, praticamente abbandonati in una realtà dove la miseria fa cazzotti con la fame, dove l'abbandono è all'ordine del giorno, perché appunto tante famiglie non riescono né a sostenere i figli e poi tante volte non così. I capricci del destino fanno sì che magari le ragazze madri non riescono appunto ad avere la possibilità per cui li abbandonano sperando nella carità di qualcuno. Quindi bambini e ragazzi abbandonati non solo all'alcol, alla droga, e ahimè anche a circoli di prostituzione, soprattutto le ragazze, e quindi di schiavitù praticamente. E quindi Carlo opera in questo ambiente, in questa realtà drammatica, tragica, e quindi poco o tanto che sia il suo operato consente a tanti ragazzi e tanti bambini di essere recuperati dalla strada e quindi inseriti in un contesto educativo dove il primo fondamento è l'amore, l'accoglienza, l'affettività, che è la prima cura per recuperare poi quelli che sono i traumi, i drammi di questi ragazzi. E dopodiché inserirli in un percorso appunto vero e proprio, cioè educativo per i bambini e professionale anche per i ragazzi, adulti, adolescenti soprattutto. Ultimamente mi pare che Carlo, sì, con i soldi che ha recuperato attraverso i contributi, ma ci mette anche del suo, non è perché ci mette anche di tasca sua, consegnato 6 borse di studio a dei ragazzi per avviarli in percorsi professionali. E quindi, come giustamente dice lui, e io condivido questo principio, per dargli una possibilità, una speranza, e quindi recuperarli ad una vita che, voglio dire, quando si parla di futuro non si sa bene che cosa sia, perché lì il futuro è solo legato alla sopravvivenza giornaliera, insomma, e non altro. E quindi nasce questo progetto, cioè mi viene in mente appunto, ma perché non, visto che si parla di bambini e di ragazzi, perché non realizzare qualcosa che parla proprio dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti, che sono, come dire, i portatori, i testimoni principali di quel messaggio d'amore, perché insomma i bambini sono la purezza, l'innocenza, come dire, pura e semplice, quindi sono portatori di un messaggio d'amore senza corruzione, senza inquinamenti, danno solo per dare, senza chiedere, quindi quest'anima che in qualche modo poi viene corrotta diventando adulta, è tutto uno schema, una società, insomma un sistema che non ha questi principi alla sua base, ma ben altri, come stiamo anche vedendo in questi giorni e come i file Epstein hanno dimostrato poi, di una realtà che era solo apparentemente immaginata oppure superficialmente conosciuta, ma invece è venuta a galla in tutta la sua tragicità e drammaticità, dando ragione a chi nel tempo ha sempre denunciato queste cose e qualcun altro ha fatto sempre spalluccio dicendo che i famosi le etichette, no? I complottisti, e quindi questa gente forse dovrebbe chiedere pure scusa, no? E quindi magari incontrando dicendo avevi ragione, era proprio così, ero io che ho sbagliato. E invece ma manco quello fanno, quindi vabbè, fatti loro, a me non interessa, a noi non interessa. E quindi è nato questo progetto, ne ho parlato con Carlo e vabbè, perché no? E allora mi sono messo in moto, come si suol dire, e poi ecco, ne abbiamo parlato insieme, era dicembre se non ricordo male. Bella questa tua adesione, questo conforto poi
dare sostegno e forza al progetto stesso, e quindi sono venute fuori quelle che sono le fiabe dei racconti del cuore, che è il titolo dell'opera, i racconti del cuore, perché solo il cuore può dare, è la bussola per muoverci in questo mondo in un modo diverso da quanti altri vogliono che non sia, cioè quindi l'amore, ma come fonte di solidarietà, comunanza, condivisione, rispetto, dignità, e quindi possibilità di vivere in pace, pur nelle diversità delle culture. Però le diversità delle culture, se sono animate da questo spirito, è evidente che non scoppierebbero mai né conflitti né guerre. Verissimo, verissimo. È veramente un'epoca questa, da un lato molto interessante perché si svelano un sacco di cose, cioè tante cose che sono state nascoste adesso stanno venendo alla luce. Dall'altro, ovviamente, le cose che vengono alla luce, secondo me, creano una maggiore conflittualità. E quindi è quello che sto dicendo sempre a tutti: cercate di centrarvi, cercate di essere centrati, di non farvi prendere dalla paura, e secondo me dedicarsi a progetti come quello di pubblicare un libro dal titolo I racconti del cuore è già un antidoto. È un antidoto perché non ti senti impotente, perché capisci che puoi, è vero, puoi contribuire alla vita di un bambino, di 5 bambini, meglio che niente, meglio che stare lì a guardare la TV impotente. Allora, nella mia opinione, quello che dico sempre è che l'unica cosa che possiamo fare è lavorare su noi stessi, perché se noi siamo maggiormente centrati, maggiormente forti, siamo anche in grado di aiutare il nostro ambiente, per esempio, la nostra famiglia, i nostri cari. Se invece noi siamo lì a non fare niente, è chiaro che verremo travolti da tutto quello che ci aspetta per questo passaggio, questa transizione epocale. Allora, voglio sottolineare che in questo progetto che stiamo facendo in collaborazione con Salvatore, la Libera Università ha messo soltanto in atto, diciamo, un lavoro di grafica, un lavoro di collaborazione alla stampa e ovviamente di diffusione. Per cui qui sotto nell'info box, oltre a vedere adesso in sovraimpressione la locandina, scusate, la copertina, nell'info box troverete anche le modalità per richiedere una copia di questi racconti, contribuendo così ad aiutare il progetto di Carlo, che, ricordiamolo Salvatore, fa questo progetto con il nome dei suoi genitori. Progetto Ludi e Gualtiero, perché Carlo è stato un bambino adottato, l'avete sentito nell'intervista che gli ho fatto, e è rimasto talmente grato ai suoi genitori adottivi che, una volta morti, insomma, ha deciso di dedicare quel poco che aveva, oltre alla sua vita, a fare del bene a dei bambini, gli ultimi del pianeta, direbbe il Cristo, mettendo proprio in campo la sua vita, la sua energia, la sua gioia, il suo credo, anche le sue risorse economiche, e poi insomma sono progetti che secondo me fa bene sostenere. Fa bene anche perché, parliamoci chiaro, viviamo in un'epoca, Salvatore sarai d'accordo con me, in cui anche mandare dei soldi a persone che non conosciamo, come quelle cose Unicef, eccetera, eccetera, io non mi fido per niente, io non so questi soldi a chi vanno, io non so se raggiungono il bambino, a parte tutte le campagne che fanno per i farmaci, insomma, tutte cose che non ci interessano perché non sappiamo cosa c'è dietro, quando invece sentiamo di voler fare un'azione, che poi lo sapete per la fisica quantistica, quello che fai, quello ti torna, sostenere un'opera meritevole perché conosciamo chi la fa, no? Allora io penso che questa è diciamo, l'azione più bella che si può fare verso qualcun altro, ma anche verso se stessi. È vero, Perché è vero.
E se tu ci pensi, no? Anche il donare le tue fiabe, il fatto che noi aderiamo alla stampa, cioè tutte queste cose vengono fatte perché dietro c'è una motivazione non economica, è una motivazione, è un'intenzione amorevole, è un'intenzione di fare qualcosa di buono, di non essere sempre passivi, di fare qualcosa che avrà un... perché poi noi vedremo i visi, vedremo gli effetti della nostra azione. Questo è quello che finché lavoriamo sul piccolo, cioè dove noi riusciamo ad arrivare fino a vedere l'effetto del seme che abbiamo gettato, secondo me è una cosa che si può e si deve fare. Questo è il mio pensiero. Cosa ne pensi, Salvatore? Ma guarda, condivido in pieno quello che hai detto e sicuramente in questo mondo dove la pubblicità che imperversa da tutte le parti su queste azioni umanitarie, su quelli che sono i contributi che dovrebbero essere a questi grandi enti, no? Unicef in testa, oppure altre associazioni che operano come ONG, queste famose organizzazioni non governative, operano in questi luoghi che apparentemente sì, sono presenti, ma io anni fa aderivo a queste iniziative perché ci credevo, sto parlando di 10-15 anni fa, insomma, le mie associazioni quando hanno operato attraverso il loro agire in termini di diffusione e divulgazione della cultura, ma cultura finalizzata a raccogliere sempre fondi da destinare a progetti benefici. Quindi quando ho scoperto che questi grandi enti, il 90% dei contributi versati dai cittadini andavano solo agli impiegati, alla Sì, agli struttura, stipendi dell'associazione. ai dirigenti, ai volini aerei, ai ristoranti, eccetera. Beh, allora scusate, ma voglio dire, questo spiega perché quando fanno vedere quei documentari sui campi profughi in Africa, in Asia, no? Ma dopo tutti questi anni, e sono tantissimi, miliardi, miliardi di dollari, ancora ci stanno i campi profughi, ma tutti questi soldi dove vanno a finire? Esatto. Quindi quella famosa industria della povertà che Bravo. specula e campa sulle spalle della miseria, della sofferenza e del dolore di interi popoli. Allora, sotto questo aspetto, allora, qual è stata perlomeno la mia visione, che è anche la tua, quindi sotto questo aspetto, allora, conoscere innanzitutto chi è il destinatario, dove opera, che fa, avere un rapporto possibilmente diretto e quindi in questo senso avere la garanzia che veramente se ti do 10 euro, magari 50 centesimi sono per te per comprarti il pane giornaliero, perché lì ci devi stare e comunque devi vivere, ma 9,50 euro vanno veramente al progetto e quindi sviluppano quelle attività necessarie per sollevare ed elevare quelle che sono realtà di una miseria incredibile e quindi da un punto di vista umanitario hanno quel significato vero, profondo e che a mio avviso è la missione di chi mette piede in questo mondo quando acquista quella consapevolezza e quindi tra un discorso tra anime che si comprendono, che vibrano alla stessa frequenza e quindi danno luogo a quello che veramente è il processo, il cammino per evolverci ancora di più e quindi trascendere quello che è il lato materiale per privilegiare il lato spirituale. Quindi questa è la missione in realtà di tutti quanti, però cioè, chi ci arriva, chi non ci arriva, chi è più centrato, meno centrato. No, vabbè, ma questo fa parte dell'Apocalisse, cioè della rivelazione che stiamo vivendo adesso, no? Cioè, allora, per esempio, tanto per dirtene una, tu lo sai, io ho lavorato tanti anni al telegiornale. Cioè, secondo me, oggi come oggi, visto che sappiamo che i media mentono, la vera informazione, questo è il modo buono di usare internet, è l'amico che è sul posto e ti fa il filmino di quello che sta succedendo. Cioè noi siamo arrivati al punto che dobbiamo, fra virgolette, farci le cose da soli, stamparci libri da soli, cioè fare la scuola da soli. Cioè noi siamo arrivati a un punto, e forse questo è il pungolo che spingerà l'umanità a fare questo cambiamento radicale, è che dobbiamo praticamente smettere di delegare gli altri e rimboccarci le maniche e fare le cose in prima persona. Senza contare che la storia di Carlo è talmente bella, mi ha fatto pure venire voglia di andarci in Mozambico
cioè, se avete amici che stanno sul posto e seguono delle attività di volontariato per aiutare le popolazioni locali, sono sicuramente molto più da appoggiare di grandi organizzazioni che appunto i soldi li usano per i propri stipendi, per il proprio mantenimento, e non che hanno una finalità di, come dicono, di scopi umanitari. Ecco, questo per dire che da un lato è triste, no? È triste che non ci si fida più delle istituzioni, però dall'altro è proprio quello che deve succedere, cioè è la verità, è lo svelamento. Non possiamo più essere ciechi. Questo è. Assolutamente no. Quindi i progetti del cuore nasce proprio da questa intenzione, quindi privilegiare l'umano rispetto a figure create da un punto di vista proprio figurativo, cioè nel senso più immateriale del termine, per dare corpo a situazioni molto materiali, a enti molto materiali, il cui fine è solo quello del controllo. E quindi attraverso il controllo puoi indirizzare i famosi contributi e fare finta di aiutare, quando in realtà sono loro responsabili, insieme ad altri che sono amici loro, di provocare appunto quelle tragedie, quei drammi che abbiamo, che assistiamo tutti i giorni, ancora adesso con la guerra, per esempio, che è stata dichiarata in maniera illegale, in maniera proprio senza nessuna motivazione contro gli iraniani. Al di là della situazione in Iran, poi sono gli iraniani che devono fare scelte per le loro situazioni interne. Agli altri non deve interessare, però per interessi di parte speculativi, di dominio, di controllo, allora tu non ti asservi ai nostri interessi e in quanto tale allora ti distruggiamo. Perché questa è la logica. Se non obbedisci ti schiantiamo, ti distruggiamo. E io per esempio, parlando in conclusione proprio della situazione del Mozambico dove è andato ad operare Carlo, no? Lui mi ha detto che l'85% della popolazione ha meno di 35 anni e il 50% ne ha 16 di anni. La mia domanda è stata: ma gli adulti che fine hanno fatto? E lui mi ha detto: sono stati ammazzati. Sono stati ammazzati da questo governo che sta là, governo fantoccio, no? Che riceve ordini contro la popolazione locale, e chi si ribella viene ammazzato. Sì. E questo è. Quindi secondo me l'unica, è un po' quello che diceva anche Don Milani, no? Che è stato un fulgido esempio di nuova pedagogia. L'unica cosa è essere attivi nel proprio territorio al massimo delle proprie potenzialità, perché se tutti lo facessimo, cioè la rivoluzione avverrà dal basso. Non è che qualcuno fa la rivoluzione per noi, la rivoluzione è all'interno della nostra vita. Ognuno, come direbbe Dante, ognuno per se stesso preso. Cioè noi possiamo cambiare tutto facendo un piccolo cambiamento di noi stessi. Ed è per questo che è nata la libera università, perché l'unica libertà che abbiamo è la conoscenza. Se noi invece restiamo nelle narrazioni che ci propinano alla TV, su tanta controinformazione, eccetera, eccetera, che ci porta in una specie di dissonanza cognitiva, diventiamo impotenti, diventiamo sconfitti. Invece, vedi, a sostenere un'azione come quella che ha fatto Carlo è un'attività, è un agire, è un sostenere qualcosa che noi sentiamo vero, come direbbe Steiner. Non solo, è il segno della nostra libertà, no? Anche. Abbiamo recuperato una libertà in termini coscienziali di visione, senza quelle influenze negative che impediscono, nella realtà delle cose, ad agire in questo senso, perché agire in questo senso è pericoloso per loro, perché elimina le forti contraddizioni che sono alla base poi delle divisioni, della coltivazione delle differenze, il differente come nemico, e quindi in quanto nemico ad averne paura, e se ne hai paura allora mettiamo in atto situazioni di conflitto. Quindi questo schema, per fortuna nel corso del nostro cammino, attraverso, come dicevi tu giustamente, attraverso conoscenza, introspezione, perché introspezione vuol dire anche conoscere in modo diverso
noi stessi e crearci di noi un'immagine diversa da quella che ci hanno costruito intorno, facendoci pensare che noi siamo quelli, ma in realtà no. Quindi smontare questa immagine è un percorso molto difficile e abbastanza faticoso e a volte anche doloroso. E quindi sotto questo aspetto, giustamente come tu hai osservato, recuperare quella centratura che mette in linea il corpo, la mente, il cuore, la coscienza, vuol dire liberarsi dalle catene di un'ideologia che lavora contro l'umano, non a favore. Esatto, Quindi sotto questo aspetto sì, i racconti del cuore sono la testimonianza non solo mia, ma anche la tua, quella di Marastella che lavora lì ai disegni, quelli di chi lo stampa, cioè tutti coloro che in qualche modo stanno contribuendo a questo progetto fanno parte di questa nuova umanità che sicuramente nel tempo, se non domani, però nel tempo, saranno pure anni, sarà la destinataria di questo nuovo mondo che abbatterà non materialmente, ma spiritualmente tutte queste forze negative che hanno chiuso l'umanità dentro questa gabbia, che è una gabbia del dolore. Certo. Io in conclusione proprio un'ultimissima cosa. A cosa stai lavorando adesso, Salvatore? Che sono curiosissima, che così so quale altro libro potrò leggere e recensire. Allora, io adesso, vabbè, già te l'avevo accennato, ho concluso un altro romanzo, il titolo è Io sono il vostro Dio. Accidenti, che titolino semplice, bellissimo, già tutto un programma. Sì, che è dedicato a questa intelligenza artificiale, no? Oh, mamma mia, guarda, non vedo l'ora che lo tiri fuori perché non vedo l'ora di leggerlo. Guarda, perché poi i tuoi romanzi sono sempre, prevedono sempre il futuro, quindi io quando devo andare a vedere come funzionano le cose mi leggo i tuoi romanzi, perché almeno ho più notizie. Ti ringrazio. E quindi sì, la tematica dell'intelligenza artificiale è tutta questa propaganda che la presenta come l'ultima frontiera per salvare l'umanità, quando invece è solo l'atto finale, l'arma finale per finalmente, definitivamente ingabbiare l'umanità dentro quella gabbia ideologica, non solo, ma anche virtuale, di un qualcosa che viene presentato come qualcosa di non solo, ma neanche meraviglioso. Ecco, come un Dio, il Dio che ritorna e che salva l'umanità. Appunto il titolo, sono il vostro Dio. Appunto il titolo. Certo, caspita. Allora niente, non mi resta che aspettare l'uscita di questo tuo nuovo libro, in modo che potrò deliziarmi con la sua lettura, imparare qualcosa di più perché io imparo tutti i giorni, e ti saluto. Grazie Salvatore. Ti ringrazio di questa opportunità, ringrazio tutti coloro che aderiranno a questo progetto, che non è un progetto, ripeto, per recuperare qualche soldino che non serve a niente, tanto ormai la cultura qui in generale, come ha detto qualche ministro tempo fa, la cultura non fa mangiare, dicono loro, ma Bella Posta l'ha detto, perché la cultura invece è pericolosa. E allora culturalmente, se i messaggi sono positivi e quel cuore non può dare che messaggi positivi, chi aderirà a questo progetto insieme a noi formerà questa grande famiglia che vive nel cuore e con il cuore, e quindi con il cuore dona quello che, poco o tanto che sia, può dare ad altri una speranza, e quindi comprendere che c'è gente che li accoglie nel proprio cuore e li protegge in qualche misura, dandogli una possibilità di futuro. Ecco. Sì, in breve ricordo che mi diceva Carlo che un mese di scuola costa 5 euro. Noi 5 euro li buttiamo così, come se fosse niente. Quindi veramente è molto, cioè veramente ognuno di noi può essere protagonista e fare qualcosa di concreto. È molto bella questa cosa. È vero, quindi questa grande famiglia spirituale. Quindi saremo anche lontani, ma siamo tutti uniti perché vibriamo alla stessa frequenza, quindi lo stesso suono, che sono i suoni del battito del cuore. Esatto. Detto questo, grazie Salvatore, grazie a voi che ci seguite e noi ci vediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci! Grazie, buona giornata, grazie.